Euroregione.news. Pinocchio, vivere il romanzo eterno a Villesse. Presentata la nuova esperienza multimediale nel centro commerciale TR Shopping di Villesse con la direttrice Giuliana Boiano e il presidente della Fondazione Nazionale Carlo Collodi Pier Francesco Bernacchi, tante sorprese emozionanti per i bambini fino alla terza età. Siamo di nuovo qui dopo 7 mesi dall'inaugurazione di questa magnifica area per presentarvi un nuovo progetto del TR Shopping. È una mostra totalmente dedicata a Collodi e a Pinocchio. Abbiamo a lungo riflettuto su quale poteva essere l'evento successivo alla mostra di Van Gogh, che è stata così apprezzata dai nostri clienti, e dopo una lunga riflessione abbiamo deciso di dedicare questo spazio ai nostri giovani clienti che sono stati così penalizzati, così martorizzati durante tutto il periodo della pandemia, e questo ci sembrava un bel modo, in coincidenza del Natale, di dedicargli un momento. È una mostra straordinaria che ha un approccio molto didattico, per cui c'è un percorso, è articolata su un percorso a tappe, in cui c'è innanzitutto un percorso didattico dedicato a Collodi, alla genesi della storia di Pinocchio, e poi c'è ovviamente una parte molto ludica ed immersiva che non vogliamo svelare perché dovete venire a vederla tutti. In programmazione fino al 31 marzo. Ci regoleremo sull'opportunità o meno di prolungarla. Sono passati da allora 140 anni, li abbiamo festeggiati pochi giorni fa e non ci domandiamo nemmeno più perché ce lo siamo domandato in passato, ma ormai è un racconto, è un romanzo più che un racconto, che parla di crescita, che parla di come si affronta la vita e che parla in fondo della vita che scorre da quando si nasce a quando si muore, quindi se vogliamo è sempre presente. Cambiano gli strumenti con cui si vive, cambiano le tecnologie, migliorano le cose, ma poi la vita scorre in questo senso: si nasce, si cresce, bisogna imparare per vivere e poi si arriva ad essere grandi e aspettiamo quello che verrà. Da Villesse Gorizia per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione.news.